chiami? Stefan, Quanti anni hai? 66, Da dove vieni? Bulgaria. Stefan, ti va di raccontarci uno dei ricordi più belli legato al tuo paese? Sì, a me mi piace quando andiamo a pescare, с amici miei, sabato, domenica riposone, andiamo a pescare, ho fatto messi fuoco, si cucinare, poi stasera dormime la tenda, quando lo finime, poi ritorno a casa. Stefan, dici la cosa più bella del tuo paese. Oh, di là ce l'hai molto bene. Uno dove mi piace a me si chiama Rimski Manastir. In italiano come si dice, non lo so, penso che sia uguale. Io, capitale Sofia, na 120 km si chiama città Rila, Rimski Manastir. Quello è molto grande. Stefan, qual è il piatto più buono del tuo paese e come si prepara? Molto per mangiare molto bene lì. In italiano come si dice, uno si chiama kofte, altro si chiama moussaka. Posso tutte e due. La carne macchinato, se prendi poco cipolla, poi poco paprika, poco pane, 2-3 uova, si mischia la mano, poi si prende tigame, olio e chiufte fritto. Si mangerà bene. Stefan, chi è il personaggio più famoso del tuo paese e come lo è diventato? La canzone le parlano o no? La canzone? La canzone ce l'hai molto musica, i cialga, i opera, ma opera sempre in Italia canta Nikolaj Gregorov, Raina Kabajvanska, molto laureato nell'opera. Stefan, ti va di recitarci qualche verso di una canzone nella tua lingua? Sì, a me mi piace, ma lui si chiama Emil Dimitrov, adesso lui è morto. La canzone si chiama Moja Bulgaria. In italiano Mio Bulgaria, или Mio Italia, come si dice. La canzone è Moja Bulgaria. Моя страна, моя България. Моя любов, моя България. При теб ще се върна да cambia adesso lingua mia, lingua italiana. Quando si върна, qual è il ritorno? Моята мила страна се върна при папа, padre, sorella e mamma. Stefan, siamo arrivati all'ultima domanda. Dici perché dovremmo visitare il tuo bellissimo paese? Dovete visitare Bulgaria perché è molto bella. Ci sono spiagge, la montagna, molto economica e cibo bene. E tanta storia, tanta arte, le chiese sono molto belle. Grazie Stefan, verremo senz'altro a visitare il tuo bellissimo paese. Ciao! Ciao.